Euroregione.news. Le linee su cui si sta sviluppando, su richiesta della FNP Pensionati CISL del Friuli Venezia Giulia, il nuovo studio universitario sulla sostenibilità negli anni futuri dell'assistenza sociosanitaria, in particolare quella destinata alla crescente popolazione anziana, sono state illustrate dal professor Andrea Garlatti insieme alla professoressa Silvia Iacuzzi dell'Università di Udine nell'ambito del Consiglio Generale della FNP Pensionati CISL del Friuli Venezia Giulia, tenutosi nella sala convegni del Marina Lepanto di Monfalcone. Aperto dalla relazione del segretario regionale Luciano Bordin dopo diversi contributi e conclusosi con le riflessioni del segretario generale dell'USR CISL regionale Alberto Monticco e della segretaria nazionale FNP Anna Maria Foresi. Il professor Garlatti, curatore dell'analisi, e la professoressa Silvia Iacuzzi hanno subito evidenziato che a fronte di una spesa sociosanitaria che per l'80% viene assorbita dagli ultra 65enni, non si può non considerare di innovare se non si vuole mettere a rischio la sostenibilità economica dei servizi. Per questo, ha sottolineato Garlatti, è necessario innovare attraverso soluzioni alternative all'istituzionalizzazione degli anziani nelle case di riposo. Non siamo all'anno zero, ha continuato Garlatti, perché le soluzioni ci sono e già si sperimentano. Lo studio si muove su 3 fasi: ricognizione della spesa storica in connessione con l'andamento demografico, una ricognizione sulle best practice e la simulazione dell'impatto economico derivante da modalità di assistenza diverse dalla casa di riposo. Sì, il punto è proprio quello. Onestamente non si può dire che siamo all'anno zero, mi sembra proprio di no. È perché il cambiamento è molto lento, perché è strutturale che sia lento il cambiamento, devi cambiare le leggi, devi cambiare strutture, cambiare operatori, o meglio metterne con professionalità adeguate, perché è difficile che trovare il personale. Quindi ci vuole un cambiamento sostenibile e cercheremo di individuare qualche risposta da poter proporre con grande umiltà, però senza fermarsi, perché il tema esiste. Il segretario regionale di FNP CISL Friuli Venezia Giulia, Luciano Bordin, ha aperto con alcune riflessioni di geopolitica, affrontando i vari temi che impegnano FNP e sindacato. Tra gli argomenti quello sanitario, e in particolare le case di comunità. L'impegno di FNP è monitorare l'attivazione dei previsti e vari servizi di loro competenza. Altri spunti al successivo dibattito sono stati la riforma del sistema pensionistico previdenziale e la riforma fiscale. Bordin ha toccato anche i temi del proselitismo, della continuità associativa e della regionalizzazione organizzativa del sindacato. Sì, oggi abbiamo voluto mettere sul tavolo la questione legata allo sviluppo di quello che possono essere i servizi offerti da questa regione alla popolazione anziana, soprattutto alla sostenibilità di questi servizi, perché è evidente che noi non possiamo pensare alle persone anziane che abbiano bisogno solamente o siano solamente ricoverate presso strutture come le case di riposo. Noi abbiamo bisogno di tenere il più possibile i nostri anziani, ove possibile, appunto a casa, no? Una vita attiva, una vita capace di dare soddisfazioni, e l'abbiamo voluto fare questo proprio finanziando l'Università di Udine per una ricerca che ci metta nelle condizioni di fare una verifica di quello che è la situazione attuale rispetto a una proiezione a qualche anno, e che ci permetta di fare qualche proposta alla politica per riuscire in qualche modo ad essere sostenibili. Ecco, questo è il tema grande della sostenibilità, è un tema che noi dobbiamo avere. Le risorse non sono infinite e quindi dobbiamo pensare come utilizzarle bene. L'altro aspetto riguardava invece la parte più generale, che riguarda la finanziaria. Sulla finanziaria abbiamo dato come CISL un giudizio positivo, anche se non tutte le cose che abbiamo chiesto sono state prese in considerazione, in particolare molte cose legate agli anziani, e su questo la finanziaria non può che essere un primo tassello verso un confronto con il governo che va assolutamente mantenuto alto, perché la popolazione anziana sta andando verso il 30% della popolazione complessiva, e quindi deve esserci un'attenzione particolare da parte della politica agli anziani.
A tirare le conclusioni del Consiglio, con un'ampia sintesi dell'impegno FNP-CISL a livello nazionale, è stata la segretaria nazionale FNP Anna Maria Foresi, secondo la quale il mantra è lavorare insieme, ridisegnando con coraggio e lucidità le politiche sociali in un contesto internazionale segnato non più dalla convergenza ma dalle divergenze. Serve un patto sociale fondato su dialogo e responsabilità reciproca tra istituzioni, sindacato e imprese, e la prima tessera del mosaico è proprio la manovra, per quanto insufficiente nei numeri sia quella in approvazione. Il sistema sanitario ha bisogno di essere ripensato e riorganizzato, e per farlo ci vuole competenza profonda senza fermarsi a letture superficiali, mettendoci coraggio politico e realismo economico.